Scusate un pacco, devo cominciarne. Tuttavia non sto a cominciare che ne sigla, casa sigla non è stegala arrivata. Provavamo a vedere, ma non è arrivata. No. Non è arrivata. Quindi cominciamo che ne sigla. Purtroppo fa sempre qualche cosa che non funziona. Ecco qua. Allora, cominciamo che ne sigla. No, queste ha tante cose che non sono arrivate. Va bene, la sigla non beccherà arrivare, quindi cominciamo su Saravallo, De Oie, Martesi, Normarca a Cocculato pro su primo Manzano, fino a mezzodie, e poi Abba e fino a stemporata verso la Strese e Salvatoro, fino a Sassese de Ortaidie, de che 9 gradi temperatura massima, de che grado temperatura minima. Crasa, mercoledì abbiamo scoccolato tutto zadie e quindi non ho marca tabba che 8 gradi o temperatura massima 7 gradi, temperatura minima. E che sta arrivata fino a Sassigla, come sta arrivata, ma è inutile alla dare, che oramai abbiamo già cominciato. Cominciamo con stoccamento, e incominciamo purtroppo che nello stoccamento è dolo, finché il morto ha 93 anni, l'Angelina Tola, Gattia di Vittorino Chirra e mamma di Maria Lucia, Lina, Antonella e Andrea. Ginterro, Estoie, Marti, la Zese, Asa, Battero de Ortadie e Sacrega de Santo Iorgi. Condolenze e pazienza, a famiglia tutto, dai parti dei BT Bene. Atte lo stoccamento dedale, de atiro tipo, namus tantoso, santuario Santissima Annunziata, novena e festa, dai su 9 a su 20 di maggio 2025. Bisogna tutto il manifesto attaccato di Saida, io con l'app già lì su Erisi. Comunque dal 10 principale sono domenica che napura 9, poi domenica 11 che viene su pranzo comunitario offerto dagli amici della fattoria, mercoledì 14 questa giornata della fraternità pranzo comunitario, poi giovedì 15 mattinata bambini dell'asilo, che napura Seiki a 9:30 fiaccolata tradizionale, sabato che 7, arrivo dei cavalieri, domenica che 8, festa del San Nossata, pellegrinaggio San Nossata organizzato dalle parrocchie di Vite e Gorofai. La missa a 8 uniche che 8 21, poi martedì 20 si ghirata da San Nossata che in partenza a Sa Chimbe de Ortaedie. Poi Bestino che ecco celebrazione non veschi non so scoro, ecco qua, domenica unici, una messa poca pacche, coro Emina si impare, desini scola e coro padre Salvatore Carzedda de Vizi. Bene, andiamo da innantisi e amo il toccamento relozzo de Emina, perditu, i sacai di Santoioli o i saprazza o cammino può biannare domenica colata, satera non manco custa, satera gallo di domenica, estono braille, che la semizata è questo che bestia in figura. Qualcuno ha zappato, può piacere, ne avete toccamento a BC TV.
A scuola di natura, conoscenze e tutele del nostro territorio, corso base di fotografia digitale naturalistica, teoria e pratica. Docente Bobore Frau. Tocca a desiscrivere intro dai su 2 su 9 maio 2025 alla biblioteca comunale. Poi vamos a mesa birra evangelica oggi diesese este i su bar Jolly. Poi da die 11 si pennete a Sannosata in Brizichetta, chi è si chiede assentare a questo bell'evento dovete cliccare a Alessandro Orunesu de Bittine Bike. Atteros appuntamento mi pare che non binne appemas. No, vamos custo, adesso corso di formazione gratuito DigiComp 2.2, imparare a navigare, valutare e gestire i dati digitali con attività pratiche. Il corso potrà essere seguito in presenza, in diretta dal tuo PC o smartphone o potrai rivedere le lezioni anche dopo qualche giorno. Cominciata allora le lezioni in programma 7 maggio, 14 maggio, 21 maggio. Bene, 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 andiamo sul giornale, se vamos di nuovo, 300 speleologi a Lula, un patrimonio immenso. Il successo del raduno nell'isola, oltre 4.300 cavità censite. E in effetti è stata una bella cosa, peccato sempre sposa audio, la speleologia sarda ha vissuto a Lula un importante momento di confronto che valica il territorio regionale, dibattiti, mostre, approfondimenti su questioni di stringente attualità, come la possibilità di intercettare l'acqua dai rilievi carsici e metterla a disposizione delle comunità in periodi in cui la siccità e le restrizioni idriche rischiano di diventare la regola. L'affascinante mondo del sottosuolo è in grado di rivelare da sempre segreti e informazioni preziose. Alle 2 giorni di sabato e domenica hanno partecipato quasi 300 persone delle 30 associazioni che compongono la Federazione Speleologica Sarda. Siamo davvero molto soddisfatti, meglio di così non poteva andare, ha detto Angelo Naselli, presidente della Federazione regionale, che ha fatto un bilancio dell'appuntamento ricco di contributi, esperienze e testimonianze importanti arrivate da questo mondo composto essenzialmente da volontari che spendono il loro tempo libero nell'esplorazione delle grotte come grandi archivi. Bene, siamo contenti di questa cosa, è stata, io ho partecipato tutto quanto a una die e quindi veramente a posto. Il problema è itis audio e insomma, schia pochi beh attenti che si chin in BCTV, ma noi non comprendiamo nulla a casa audio IT, possiamo dire. Andiamo da innanzi, le fai da molde attero, allora che diamo questo articolo là perché Fitopone, il sociologo Merler alla libreria 900, l'appuntamento domani alle 17 nella libreria 900 in via Manzoni con la presentazione del nuovo libro di Alberto Merler, In perfetta conoscenza, edizioni Ave. L'autore dialogherà con la scrittrice Bastiana Madau. L'evento è promosso dalla cooperativa sociale Scenari Verdi e dalla libreria 900. In perfetta conoscenza concorre a completare una trilogia di riflessioni personali iniziate con i precedenti 2 volumi intitolati il primo Oltre la solitudine, proseguire col cammino dell'esistenza, uscito nel 2021, che indaga la solitudine subita per gli eventi della vita, e Parole in opera, che insieme a questa terza pubblicazione si interroga sulla ricerca della strada per riuscire a superare il dolore e la solitudine, oltrepassando una voragine apparentemente insuperabile con la voglia di ristabilire relazioni e riaffermare valori positivi. I libri che compongono la teologia sono editi da Ave nella collana Lo Scrigno. Alberto Merler è professore ordinario di sociologia nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Sassari. Io sono un ammiratore di Merler e quindi vi teniamo a dare questa nuova. Cure dentali, arriva il camper per l'assistenza a domicilio.
il piano ASL per contrastare la povertà sanitaria nei 52 paesi del distretto. Si parte dagli ambulatori, ma entro l'anno ci saranno anche mezzi mobili. Bene, ne siamo scontenti di questa cosa, una bella vaina a Beru. Si parte mammografie, 2 nuove date dedicate allo screening. Si parte giovedì 8 maggio e poi una settimana dopo. Nelle precedenti giornate promosse dall'ASL ha registrato il pienone, di cui anche la necessità di organizzare altre date successive. Il centro screening della SL Nuorese ha fissato nelle date di giovedì 8 e di giovedì 15 maggio le 2 nuove giornate di Open Day dedicate allo screening mammografico. Entrambe le giornate si svolgeranno nei locali della radiologia dell'ospedale Zonchello in piazza Sardegna nel padiglione B, piano terra, lì dove nei mesi scorsi è stato installato e collaudato un mammografo digitale di ultima generazione. Alle mammografie gratuite inserite nel percorso dello screening possono aderire tutte le donne tra i 50 e i 69 anni che sono residenti o domiciliate in uno dei centri facenti parte dell'azienda sanitaria nuorese. Bisogna tuttavia prenotarsi chiamando al numero verde 800 208 064 o 84, scusate, Ottichemical 208 080 battono o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica 100.screeningcocheda.asl-numero.it o ancora inquadrando il QR code presente nelle locandine delle farmacie. Ecco qua, benissimo, bisemolo. Quindi chi ha di prenotare, andate in farmacia, chi bisogna la locandina, le poi informano pure. Allora, Fiera degli Ovini Sardi, soddisfazione di Coldiretti, Sardegna de Maccomeri, 2 biti, premio Rotali ad un allevatore. È stannata bene questa cosa de Maccumele. Andiamo a guardare innanzi, case di pregio in Sardegna, boom di vendite agli stranieri, svizzeri, tedeschi, americani. Nel 2024 mercato in crescita del 22%. Cominciano a comprare anche le giovani coppie, non più solo lo zoccolo duro degli over 65. Svizzeri, tedeschi, americani, inglesi, polacchi, belgi, che scorrono le offerte di case di pregio in Sardegna, sognano un buon ritiro per gran parte dell'anno, da ottobre a giugno, oppure acquistano le abitazioni più semplici nei centri storici e nelle campagne dell'interno, dove finiscono per risiedere stabilmente. E gli spiegate, speriamo che sia bella questa cosa. L'agnello sardo conquista i mercati, ne siamo scontenti, la venda della carne ovina ha registrato un 27% in più negli ultimi 3 anni. Il consorzio di tutela narra chi funzionano i progetti europei e le campagne di promozione. Bene. Bando da 35 milioni a fondo perduto per il commercio fino a 15.000 euro per azienda. L'assessore Cucureggio, rafforzare la competitività. Questa può essere l'azienda commerciale. Da oggi è possibile presentare le domande online a valere sull'avviso pubblico per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle attività commerciali sulla piattaforma SIPES. A disposizione una dotazione complessiva di 35,5 milioni di euro stanziata dall'assessorato regionale
Penso che come ma stai essere intendendo, cioè il problema è che è mancata la linea e quindi è scollegata sul cellulare, vabbè, però io non posso trattenere, può dare torra, può a quest'ora dai nuovo che battate lo so, a portare los impegnos insomma, quindi poi e pazienza, tancamos de goi, che si sigla e in mezzo a casa, insomma, ecco, non è un problema da... Quindi ripeto, insomma, cioè non è possibile fare quest'ora dai nuovo lui te novas mi dispiace che non si sia inteso, ma non posso capo, un impegno che non posso lasciare. Mi dispiace, mezzo a casa. Adios e buona dia a tutti.